il riferimento agli antichi ormai è qualcosa di puramente commemorativo, celebrativo, perché in realtà tutta la impostazione scolastica, formativa, europea, occidentale mira a far dimenticare il carattere, gli interrogativi, le domande, le questioni davvero centrali che possono emergere dal pensiero classico. L'antico come l'abbiamo in mente noi ormai è qualcosa di, diciamo, turisticizzato. È una passeggiata nella Valle dei Templi senza avere la minima consapevolezza che in quel periodo vi erano le tragedie greche, vi stavano le filosofie che dicevano alcune cose, è tutto decontestualizzato, sono una serie di spezzoni di antico, di disecta membra, archeologie, templi, statue, senza che vi sia nessuna visione complessiva di quello che l'antico significava e delle cose su cui ci può ancora interrogare, che sono essenzialmente due: l'insegnamento appunto a mettere sempre tutto in questione e di saper dubitare di tutto prima di affermare qualunque certezza, di sapere che la verità ultima è impossedibile, no? Perché l'agaton, il bene platonico, come l'ente sommo di Aristotele, sono condizioni alle quali non giungeremo mai, quindi una sapienza della finitezza del nostro esserci, e questa finitezza ha anche un timbro tragico, ovviamente, no? Ha anche un timbro tragico, perché noi siamo sì questi esseri tremendi e straordinari, dotati di logos, capaci, crediamo, di dominare la natura, eccetera, e tuttavia non riusciamo mai ad essere contenti, soddisfatti, no? Perché l'ultimo non siamo mai in grado di raggiungerlo, una verità definitiva, eccetera. E quindi questo elemento scettico radicale che sta alla base di ogni filosofia e segna la finitezza del nostro esserci. Se dimentichiamo tutto ciò, il nostro intelletto non è nient'altro che quell'organo che ci permette di misurare e calcolare in modo efficiente, in modo utile, e lì ci arrestiamo, fine. E quindi chiudiamo ogni carattere trascendente del nostro esserci. Siamo lì, ci addomestichiamo nella nostra finitezza, consacriamo la nostra finitezza. Ecco. Invece di vedere la nostra finitezza come anche una dimensione tragica del nostro esserci, la consacriamo e stiamo lì, tranquilli, sedati, e l'antico è un elemento che non fa altro che consolarci, che gratificarci, che permetterci una piacevole vacanza o la lettura di una bella poesia.